Cari agrigentine, cari agrigentini, grazie. Oggi è un momento del ringraziamento, di dirci che insieme abbiamo raggiunto un risultato straordinario, epico, per certi versi inaspettato, visto che ci separavano alla vittoria al primo turno solo 250 voti. Ma non è un problema, arriviamo a un ballottaggio tra 2 settimane con una consapevolezza: quali cose belle nella vita non passano anche da qualche difficoltà. Oggi è un momento di analizzare i dati. Il primo dato è che grazie al sostegno alle liste del Campo Largo arrivano 5 nuovi consiglieri comunali a Palazzo dei Giganti. L'altro dato è quello record, un record per tutta l'Italia di voto disgiunto, 5.300 preferenze che arrivano anche da chi ha scelto di sostenere un consigliere comunale candidato in un altro schieramento. Ecco, tutto questo cosa ci racconta? Che c'è una voglia trasversale di cambiare pagina ad Agrigento, di inaugurare un metodo di buon governo basato su una programmazione, su una progettazione per restituire un futuro radioso alla nostra città. È una sfida che abbiamo accettato e che tutti insieme porteremo avanti. Vi invitiamo già adesso ad un primo momento di incontro per guardarci negli occhi venerdì prossimo alle 18 nei locali della Rotta a San Leone, per progettare insieme quelli che saranno i prossimi passi per arrivare ancora più forti, ancora più coesi, ancora più determinati al ballottaggio del 7 e dell'8 giugno. Ma per il momento godiamo di questo risultato straordinario, la mia gratitudine è infinita, e un ringraziamento lo faccio sempre anche alla squadra straordinaria che ha supportato fin dall'inizio questo progetto politico. A prestissimo.